300.000 euro subito, che saranno consegnati in 60 giorni, e poi un ulteriore contributo straordinario se servirà. L'EBAV Veneto, l'ente che sostiene gli artigiani, vuole arrivare primo nella gara di solidarietà e offre agli associati e alle loro famiglie la possibilità di avere un aiuto economico fino a 15.000 euro per ricostruire i capannoni e fino a 4.000 euro per le abitazioni. Per settembre che ci siano già i fondi a disposizione per le aziende che hanno fatto domanda in maniera regolare, che sono state fatte le perizie. È chiaro che ci vorrà del tempo, ma noi come EBA vorremmo essere i primi. Un centinaio le imprese artigiane colpite nei 3 comuni di Dolo, Mira e Pianiga. L'ente lancia un appello perché l'importante è presentare al più presto la documentazione. Velocemente quantificate i danni, presentate le richieste all'EBAV e noi ci impegniamo nel giro di 60 giorni di deliberare l'uscita. Perizia, codice IBAN e facciamo i versamenti. Quanto all'ipotesi lanciata dal governatore Luca Zaia per una tassa sul carburante nel caso in cui il governo non intervenga, le posizioni sono diverse. Penso che non ci siano le condizioni per fare una cosa antipatica come una super tassa sulla benzina. Se tutte le attività economiche, tutte le associazioni economiche si mettono a disposizione, andando a contrattare un intervento serio da parte del governo. L'ha fatto anche per altri eventi, potrebbe farlo anche per questo, non vedo che ci sia niente di nuovo, anzi dovrebbe farlo insomma, per aiutare un po' tutti. Ancora decine le ditte che a 3 settimane dal tornado devono riaprire i battenti, che sperano in un aiuto ma non si illudono. Tanti danni, sì, infatti stiamo adesso appunto valutando e sono tanti, sì. È già quantificato? No, ancora no, però ce ne sono, sì. Papà mi ha detto che fino a quando sopra quel tavolo che c'è rimasto tutto sgangherato non si vede qualcosa, bisogna aver fiducia, ma speriamo, ecco dai.